Diciamo che fino a luglio dovremmo essere a posto, abbiamo gli invasi belli pieni, adesso bisogna capire cosa succederà nei prossimi mesi perché purtroppo stiamo vivendo un momento di grandi squilibri climatici. Dal punto di vista meteorologico, in Veneto l'inizio del 2019 è stato caratterizzato dal dimezzamento delle piogge rispetto alle medie stagionali, un fenomeno che aveva fatto temere per questa estate una delle peggiori crisi idriche degli ultimi anni. Le persistenti precipitazioni di questi giorni hanno invertito la tendenza. Abbiamo avuto mesi di grande siccità fino appunto qui a fine aprile e maggio, dove sono arrivate due perturbazioni veramente importanti e che hanno copiosamente investito il nostro territorio e riempito la montagna anche di 70 cm di neve in certe località. Quindi sicuramente abbiamo superato l'emergenza dei primi mesi dell'anno che ci preoccupava. D'altro canto abbiamo riempito comunque le montagne di neve, che fa sempre bene. Scongiurate la siccità, c'è però da fare i conti con la violenza del maltempo e col robusto abbassamento delle temperature che hanno provocato più di un problema alla nostra agricoltura. È un periodo della fioritura, un momento in cui anche molti frutti come le ciliegie, come gli asparagi, ma anche naturalmente il mais che è stato appena inseminato hanno subito dei rilevanti danni dovuti a grandinate o ristagni d'acqua. Ci saranno quindi conseguenze su quello che hai raccolto di quest'anno? Eravamo prediti bene, diciamo sicuramente una riduzione percentuale ci sarà. Adesso noi abbiamo i nostri tecnici di Avepa e della struttura dell'agricoltura che sono sul territorio a raccogliere i dati e nei prossimi giorni naturalmente li daremo.